Al centro del racconto la cura delle persone, l'impiego delle risorse e la gestione dell'emergenza. Temi di grande attualità affrontati da chi, come li ha definiti Papa Francesco nel 2016, operano ogni giorno come ospedale da campo. Stiamo parlando dei medici del QAM. Don Dante Carraro, attuale direttore dell'ONG nata a Padova ormai 71 anni fa, ha appena pubblicato un libro, Quello che possiamo imparare dall'Africa, la salute come bene comune. Un racconto della sua esperienza di medico in prima linea nei paesi più poveri del mondo, dove il diritto alla sanità spesso è dimenticato. È un patrimonio di tutti. Se non investiamo, ti capita una pandemia e siamo impreparati. Ecco, ci insegna questo la pandemia. L'Africa ce lo insegna perché le pandemie capiamo cosa vuol dire non avere le risorse per investire. Ecco, allora bisogna investire proprio perché è un bene di tutti ed è un bene che può scomparire da una parte all'altra. È bastato un soffio, no? Questo virus invisibile e siamo tutti più fragili. Il racconto di Don Dante parte dagli ultimi per comprendere che ci si salva insieme, un concetto che oggi, mentre è in corso la più grande campagna vaccinale dell'ultimo secolo, è ancora lontano e vede disparità tra stati ricchi e stati poveri. Io sono tornato da pochissimo dal Mozambico, sono arrivate un mese fa 400.000 dosi e queste 400.000 dosi le stiamo centellinando in particolare per gli operatori sanitari. Perché? Perché durante il mese di gennaio e febbraio in Mozambico è entrata la variante sudafricana e per esempio nel distretto vicino a Maputo di 100.000 abitanti con 8 medici presenti, ne sono morti 5 a causa del Covid, quindi bisogna vaccinare anche questi paesi qua. In tutto questo però la cosa comune è il ruolo della Chiesa, vicina ai medici con il suo sostegno. La vicinanza, la solidarietà, anche l'amicizia, la fratellanza, credo che siano state molto importanti per sostenere chi incappava via via in questo drammatico problema.